L'invito che io faccio alla popolazione è quella ovviamente di rivolgersi ai servizi sociali, non di rubare nei supermercati. I problemi sarebbero molto gravi, per qualche fettina di prosciutto per la bistecca ci sono grosse problematiche anche a livello penale. Per favore non fatelo, ma venite dal sottoscritto e dai servizi sociali, vi aiutiamo noi. Non denunciate chi ruba per fame, pago io i danni. L'invito shock è del sindaco di Vigonovo, Damiano Zecchinato, che lancia un appello ai commercianti derubati dalle vittime della crisi. Giovani disoccupati, padri di famiglia senza un lavoro, pensionati che non arrivano a fine mese, che dopo una vita da onesti cittadini, avvelenati dalla nuova povertà, per mettersi in pancia un po' di pane e prosciutto si trasformano da Dr. Jekyll in Mr. Hyde. Quindi ho invitato sostanzialmente tutti i negozianti, poi ho informato anche i comandanti dei carabinieri, che mi chiamino, perché se proprio succedessero questi fatti li pago io di tasca mia e poi o tramite i soldi dei servizi sociali. Damiano Zecchinato spiega le sue ragioni, ma alza le mani in segno di resa. Le sue parole non devono e non vogliono suonare come un invito a delinquere, anzi, anche perché dal suo punto di vista c'è ladro e ladro. Stiamo parlando di gente che ha l'esigenza e che ruba per fame, per farlo, per sfamare i propri figli, non davanti, diciamo, al furto di chi si va a rubare appunto la bottiglia di champagne, di whisky, di marca o del liquore, che quello va ovviamente sanzionato e va denunciato. Insomma, tutto si gioca sul filo della ragionevolezza. Damiano Zecchinato è pronto ad aiutare chi ruba per fame, non chi delinque per sfizio. Dunque, che a nessuno venga in mente di andare a rubare a Vigonovo, che tanto i danni li paga il sindaco. No, assolutamente no, anzi bisogna stare molto attenti, perché il derubato può benissimo esporre denuncia anche contro la mia proposta di transare la situazione, per cui si finisce in guai molto seri. Cioè il rischio non è che tanto paga il sindaco, il rischio è di venire denunciati veramente, quindi l'invito è di rivolgersi ai servizi sociali.